Sono 3.757 gli incendi registrati in Sicilia da maggio a luglio 2025, hanno interessato circa 5.000 ettari di superficie boscata e 26.000 ettari di superficie non boscata. Sono alcuni dei dati che sono emersi dal sistema informativo astuto del Corpo Forestale della Regione Siciliana dall'inizio della campagna antincendio che ha preso via lo scorso 15 maggio. Nelle giornate più critiche, tra il 24 e il 26 luglio, al numero 1515 del Corpo della Forestale sono pervenute 4.843 segnalazioni sulle 40.000 complessive gestite dall'inizio della campagna antincendio da parte delle 9 sale operative provinciali degli ispettorati dipartimentali. Le azioni effettuate a terra hanno visto impegnati 4.700 operai della Forestale nella lotta alle fiamme, mentre il soccorso aereo regionale dall'inizio della campagna con i suoi 10 elicotteri ha effettuato 567 missioni con circa 13.000 lanci. In alcuni casi, secondo la disponibilità, si è aggiunta anche la flotta aerea nazionale che ne ha effettuato 270. La maggior parte dei roghi ha interessato terreni abbandonati ricoperti da vegetazione erbacea, infestante, secca e piena di stoppie. Si tratta spesso di terreni privati i cui proprietari non hanno rispettato le ordinanze comunali di ripolitura. Le aree colpite saranno esaminate e perimetrate attraverso specifici rilievi tecnici da parte del Corpo della Forestale per l'aggiornamento del catasto incendi. A dirigere le operazioni di spegnimento sono stati i 204 DOS, direttori operazioni di spegnimento del Corpo della Forestale della Regione, ai quali si sono aggiunti a supporto i 9 DOS dei Vigili del Fuoco messi a disposizione dalla Regione grazie a un'apposita convenzione. Il Corpo Forestale ha gestito e compilato 535 richieste di intervento aereo, di cui 371 a carattere regionale e 164 nazionali. Ringrazio il Corpo della Forestale che ha coordinato le operazioni di spegnimento dei roghi, preziosi operai forestali, la Protezione Civile e i suoi volontari, i Vigili del Fuoco tutti, ha dichiarato l'assessore al territorio e ambiente e l'agrigentina Giusy Savarino per l'impegno e l'abnegazione che hanno dimostrato nel fronteggiare quest'ultimo drammatico ciclo di incendi che ha colpito l'isola, contribuendo in modo decisivo a evitare e dilagare il fuoco, soprattutto possibili eventuali vittime. I nostri boschi, conclude la Savarino, sono messi in pericolo da incendi nati in aree incolte, spesso in terreni privati, procurando una ferita profonda al paesaggio, alla biodiversità, alla sicurezza della collettività.